Da parte mia c'è assolutamente soddisfazione perché negli anni tutti sanno che l'ingegner Zornita, ed io per lui e con lui, ho sempre chiesto che le indagini potessero andare avanti e che si arrivasse finalmente a cercare di scoprire il o i colpevoli. Viene accolta positivamente dall'avvocato Maurizio Paniz la notizia che la Procura di Trieste ha chiesto al GIP di poter eseguire un test genetico su 10 reperti raccolti sui luoghi degli attentati di una bomber. Difensore di Elvo Zornita, a lungo accusato di essere l'autore di quegli attentati, Paniz è convinto che l'ingegnere di Azzano X non abbia nulla da temere dai nuovi approfondimenti chiesti dal magistrato. Zornita che rientra tra i 10 indagati menzionati nella richiesta di incidente probatorio. È fisiologico perché l'indagine va necessariamente sviluppata nei confronti di tutti coloro che negli anni sono stati iscritti nel registro degli indagati, quindi è assolutamente normale che riguardi anche l'ingegnere Zornita, ma come ripeto sono non solo tranquillissimo, tenga presente che il DNA dell'ingegnere Zornita è a disposizione degli inquirenti da sempre. Io confido che questo sia un passo per arrivare a scoprire qualche cosa di più rispetto a quello che si è scoperto fino ad oggi. A che cosa possano portare i nuovi test rimane un'incognita, le variabili sono molte. Si tratterebbe di indagini su alcuni peli che sono stati trovati su vari ordigni. Il problema è molto semplice, bisogna capire come sono stati conservati, come sono stati trasportati, come sono stati reperiti. Ovviamente si possono fare tantissime considerazioni, le faremo quando sarà il momento, se sarà il momento, perché bisogna vedere se e come il giudice riaprirà questa indagine. A me fa solo piacere che ci sia questo seguito, il massimo della serenità, il massimo della fiducia e sono confidente, come si usa dire, che ci possa essere almeno la speranza di un qualche risultato ulteriore.